in questa sala presento 22 presepi fatti con materiali molto semplici, poveri, cioè cartone, carta, legno, e li ho anche ambientati in tanti punti mantovani. Altri presepi invece li ho voluti presentare in chiese nordiche, perché a me l'architettura nordica, gotica, piace, ha sempre affascinato. Queste strutture mi hanno sempre colpito molto e ho voluto realizzarle. Conto di andare a vederle personalmente comunque, come la chiesa russa che ho fatto, che riproduce un po' una delle chiese del Cremlino, con queste cupolette veramente fantastiche. E una all'anno in genere riesco a fare un presepe, perché mi dedico per 4 mesi invernali, diciamo. Come ripeto, fatti con materiali poverissimi. Anche le statue sono fatte interamente a mano, hanno una struttura portante di fil di ferro e poi semplicemente la stoffa incollata su questa struttura. Poi le opere sono tutte dipinte anche ovviamente a mano, con colori acrilici, alcuni ad olio, per rendere gli effetti cromatici dell'ambientazione. E non ultimo anche l'illuminazione. All'interno di ogni presepe c'è un circuito di piccolissime lampadine messe non a caso negli angoli adatti per creare questa atmosfera cromatica completa. Il prossimo presepe ho pensato di realizzarlo sempre in una veduta di Mantova, Piazza Castello. E qui in questa sala, su un tavolo, ho proprio portato diciamo, la parte iniziale di questo presepe, che è fatto con il cartone, così possono vedere tutti come si inizia a fare questo presepe. La mostra resta aperta fino al 2 di febbraio, tutti i sabati e le domeniche, orario del Museo Diocesano, che va dalle 9:30 di mattina alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30. Però su richiesta si possono anche vedere durante la settimana, semplicemente chiamando il numero di telefono del Museo Diocesano si possono aprire tranquillamente la mostra.